Benvenuti a un'altra topo de Voces de Homines. Siamo in radio televisione Sarda sul canale 79 e oggi siamo in Saliguera in compagnia dell'artista Davide Caso. Salute Davide. Gracias por el convite y buenas tardes a todos. Tanto oggi questioniamo su de te, de su chiacches, de su casato, pensa come sa vita tua, de su casa facchere. Cominciamo dai canir minoreddo. Come tisi, te pezzinuesi, tacchia, se te creas anche scanner manno? Era un mignonetto particolare, una creatura particolare. Io praticamente sono cresciuta in campagna, ho fatto al babbo e alla mamma e l'unica cosa che voleva fare de partite era coltivare a terra, che è una cosa che sono tornata a fare quando sono diventati més grandi. E essere un po' istrioni, che è una cosa també che non è lasciata al tempo della creatura, ma mi sono portata a fatto in tutto quello che è fatto alla vita, di quando sono andata a studiare filosofia, quando sono tornata anche e fatto altre cose, però sempre quella curiosità della vita che mi ha sempre portata a pensare cose un po' differenti dagli altri, ecco. E ormanos come te dividiano, te dinavano, cairgosi? Dicevano che mignolo è curioso, ma scias, ma dicevano sempre questa cosa, e il babbo e la mamma qualche volta si assustavano, perché non era come gli altri due més grandi, che era normale, no? Io era quel particolare, e io penso che també ara, perché naturalmente sono ancora vivo e sono contento. Quanti mirano la vera mia sempre stanno un po' asci sorpresi degli che fai e degli che pensi di come antenchi io la vita rispetto a Elios. Ma cercavano di arrimare oppure di lasciavano a credere che queria, su che ti aggradava? Naturalmente hanno sempre salcato di una direzione che per Elios era quella corretta e dunque salcavano di mandrassà al cammino, però il cammino mio era massa tolto. Non bisogna resistere. Esattamente. Quindi crediamo che in intro io chiesa a me das cose, a arte de cada zinia, che poi arrivo a campo canirmanno? Sì. Io già da quando era partita scriveva assai, giva, scriveva cose. E ti scrias? Poesias, da quando era partito, o provava anche a scrivere qualche novella, qualche romanzo di Emma, no? Il Lego mi aggradava assai lavorare a Gnegna, provava a pintare cose, quadri, eccetera, eccetera, no? Malamente lo faceva perché non era come portato, no? Sì, chiaramente, non era un genio, non sono nato imparato con sa Dio, no? Però sì, faceva tutte queste cose, sì. E Lego mi sono abituato a poco che passava in Zanz che io tenevo la necessità di fare queste cose, che non erano solamente l'ambizio della creatura. E da chi a ti stare bene alla sacchera? Sì, a me mi faceva bene perché era l'unica maniera che io tenevo di mi esprimere. L'unica forma che io tenevo di mi esprimere era quella di creare cose, di lavorare i materiali, di stare amici della terra, di mangiare, di fare queste cose. E tenevo già da quando era partito, una partita marinconia, no? Era anche una marinconia che mi spingeva a prendere una curiosità mi sfolta delle altre creature ad amore a vita. Naturalmente ciò l'ego creava un isolamento, no? Un po' rispetto agli altri, però è normale. Certo, ecco. È un poco diverso dagli altri spizzini, no? Sì, sì. Però poi questa diversità è diventata una cosa manna e bella. Sì. Quando è cominciata
s'arte vera? Quanti io teniva 14 anni, 15 anni, no? Che després del periodo delle medie non ti t'appelzi, no? Praticamente, no? Naturalmente lo sviluppo ormonale, tutta questa cosa ti portano un po' a fuori della tua visione, però leggo già al 14-15 anni io avevo ascoltato di Mungialma una cassetta di musica, si avvisava Jarrell Flies degli Alice che era un gruppo grunge che faceva musica agli anni 90, era stati folgorati di questa cosa. Io non gli ho detto, io voglio fare canzoni, io ho preso la chitarra di Mungialma, che studiava chitarra classica, e ho cominciato a pastrucchiare un po' a mezzaccordo. Da un momento a sattero? Sì, proprio là, e dissi, io voglio fare questa cosa, magari. E leggo mesaglia també amb la poesia, amb la pintura sotto un atto, a dire vuol scrivere bé, vuol pintare bé e allora ho cominciato també a studiare un po', ecco. E dopo che hai cominciato a piccare la chitarra e t'asatto? Lo che succede è che al liceo scientifico che non ti studiava io aveva un preside che magari conoscevo a me perché è stato un uomo importante della canzone algarese e salda, Antonello Coledanchise, che aveva organizzato un gruppo scolastico per fare musica. Ele traduiva canzoni famose in algarese e noi altri la cantavano e la suonavano. E dunque da lì è stata già una scommessa assai importante per apprendere a fare musica di una forma semiprofessionistica. E già all'ego, quando sono andato a studiare all'Università di Torino, facevo filosofia, lì, già l'aveva fatta anche alla Ghede, trenda un gruppo, una band, eccetera, eccetera. A Torino è fondata questa band che si avvisava e lì abbiamo cominciato a registrare musica, a scrivere musica nostra. È stato un po' la scomenzo di tutto, della forma di vera la cosa di una prospettiva professionale, no? Di una carriera professionistica. E chi ha preso a sparare con la sua musica già da comincio? No, io già come vi ho detto prima, è sempre cominciato a scrivere musica, i paraulas di quanto era. Però naturalmente non lo faceva bene, perché mi faltava parecchia cultura musicale, sia strumentale, sia canora, e sia poetica. E dunque lì già aveva raggiunto una forma di scrittura di una certa rilevanza artistica, no? E tecnica. E dunque sì, già lì avevano cose scritte di altro, sia musica e testo. E a suo comincio in quale lingua cantava? Allora, all'alghe, la prima canzone che ho scritto mi pare che fosse proprio all'algarese. Come sì. te mai? Perché era abituato a Antonello Coledanchise a lavorare all'algarese. Sì che cantava anche in inglese, in italiano, le cose che mi aggradavano, eccetera, eccetera. Però forse la prima cosa che ho scritto, che era una migia pulcaria, perché non era buona ancora, era in algarese. Era l'algarese. Il Lego però ama il gruppo che stava mantuvante prima a Torino, lì aveva scritto principalmente in italiano. E i suoi studi di filosofia danno in qualche modo vattivo a scrivere qualche cosa di particolare oppure hanno influenzato la scrittura, la musica, il testo? Assolutamente, hanno influenzato assai perché naturalmente la studio della filosofia che aveva già scominciato al liceo mi ha dato un punto di vista, no? Un filtro che era totalmente mio ad amonti del mondo. Dunque, sia il testo, sia la forma di esplorare la musica veniva da questa formazione filosofica che a poco stava traendo a più qualche cosa di me personale ancora, ecco. Quindi tu sei arrivato, che tu sei in Torino e suonavi in questo gruppo. Sì. Dopo ti è successo, dove sei andato? Arrivato a un certo punto che andava anche a me all'università, aveva una buona media, eccetera, eccetera, però aveva cominciato a pintare. Stiamo parlando del 2005-2006 e a un certo punto ho detto esci tutti, ma invece in Spagna aveva conosciuto una giovane che era in Erasmus a Seibeglia, Argentina,
e donc mi ha stragato un po' a questa mignona e sono partita a Spagna per fare pittura lì. Donc ho cominciato a fare parecchie mostre a Spagna, mentre continuava a scrivere musica també in lingua spagnola e sono stata lì praticamente 4 anni e mezzo, sì. Namus che pintava su pinzello, che sa pinna e che sa chitarra. Esattamente. E te zenia di cosa spintava, sa? Che ti aggradava a pintare? Allora, la stile pittorico è sempre stato una mescla di pittura metafisica, un po' di surrealismo, però no, a un'identità mia personale assai folta, che è dovuta al fatto che io non so puntate per il disegno, cioè, non so che prende, come non so qualche che prende la matita a mano di quante spatite e tu dici, sei brava che smiglio. No, io non era sci. E donc lo fatto di salcare, di fare l'UB e di studiare, che è cosa mi ha portato a esplorare, a lavorare ad un mondo di un stile completamente mio, che però nonostante il fatto che fosse della smancanza dal punto di vista tecnico eccetera eccetera era gradata assai, era lì, donc mi avvisavano per fare parecchie cose, també am altri artisti assai més preparati di me, ecco. E su fatto che pintava, questo invece è data influenzato pro cantare, pro scrivere le canzoni? Io dico sempre che a questi mondi che io pratico, che sono la musica, la filosofia, la pittura, la letteratura, in verità non tenono un confine, non tenono una laccara precisa. Sono totalmente miscio. Non caso, cara una dona forza all'altra. La pittura sicuramente mi ha giurato amprame bella parola quando io tengo di fare agli altri qualche cosa. També ha influenzato també la veo. Io da quando ho cominciato a pintare è cambiata també forma di imparare la veo. Donc ho cominciato també a imparare lo scorzo della gora, no? La muscolatura della gora di forma tal che sì meno espressiva, con quanto tu impari sul pincel, qualche volta la pennellata è messa folta, qualche volta è messa debira, però ti dà un'impressione diversa. Magari imprante la matescia cura no, di engama la avevo potesse essere la matescia, impras la matescia notte, però un colpo messa forte ti dà un'altra sensazione rispetto a un colpo messa debile. Ad ammonte la matescia frase melodica magari, no? E su conto dei pintare hai scritto per una canzone pro Van Gogh? Allora, io ho fatto parecchie cose che riguardano la pittura. Per esempio, mi è capitato di pubblicare parecchie canzoni che tengono come titolo, per esempio, paesaggio, in Italia per esempio paesaggio d'inverno o paesaggio bagnato, o anche altre cose che proprio sono paesaggi, sono pintazza ma sparauras. A che di Van Gogh e snara ma l'ultimo disco che fete, io era leggendo una cosa una lettera di Van Gogh al Gian Matteo, e era una lettera che mi ha impressionato assai e da lì, non so, ho preso carta e penna e ho cominciato a scrivere che su Svelsus e leggo in 5 minuti ho scritto l'armonia e la melodia e snara questa canzone. Che leggo non è proprio da mondo Van Gogh, parla di pittura, parla di tante cose, però naturalmente leggo parla di me, no? Parla di me in generale degli artisti, aquellos che faticano a arrivare. E te che ti dà più ispirazione per scrivere queste cose? La Sardegna, la mia terra, gli animali, l'osservazione attenta delle persone, la bagliesa, no? A me magari parla della bagliesa, raramente scrive delle cose che non sono belle, sono tristi, non magari parla di sociologia o politica delle canzoni, lo fanno un altro, non è il mondo mio. A me magari le cose belle e armoniose e la speranza, ecco.
Quindi dopo questo vorte di se schisca che cosa, questa cosa bella da te ispirare? Mira, può essere che sì, per cosa la- l'ispirazione poetica o artistica, io penso che arrivi a sci. O magari può essere che da spesa di settimana pensa a che sfoc, a una che ciacciarara, pensa tu, alla troupe che mi sta seguendo e poi sci qualche cosa che naturalmente non si sarà una descrizione, no? Però si sarà un'impressione di che Esatte, sciatallara. ergasi, esatte non vi spiegata, Esatto. esatte emozione. L'arte, sì, a questa cosa è sempre importante da dire perché la contemporaneità sta in massa volte la necessità di spiegare l'arte. Io penso che quanto l'arte te deve essere spiegata ha un problema assai grave, no? L'arte te deve parlare da sola, dunque se qualcuno la te da spiegare, Non vi torna al suo sconto. esattamente, esattamente. Ma tu hai della mente la prima volta che si alza sul parco? Sì, Io visi. alla scuola, in al scuola. liceo, sì. La prima volta si era lì, io cantavo una traduzione algarese di Sapore di sale, Sabode marina. Bella, Sì. Mira, era assai bella che io me la raccolto praticamente intera, da spres dei 25-27 anni, non mi ha raccolto i mesi quante sei passate. E leggo la prima volta a la mia band dell'Alghe, la prima band che tagut, che si è montata a un palco, mi ha raccolto també. E leggo le altre, ma ti dico che si fa smente, ma l'ha raccolta tutta, per cosa cara volta non è scontata, ma montare a un palco, a sentite, lavorare a la musica non è una cosa che tutti insieme non per scontare, no? A me mi sono sentito per esempio nel 2020, quando è arrivato il Covid, io ero uscito a un disco e praticamente il disco è morto a il Covid stesso, no? Perché l'abbiamo portata in tournée in Spagna e leggo da spres di pochi mesi mi sono trovati senza. E leggo per me també per triare a sparsunals, io sono praticamente uscito del mondo artistico in Sardegna per 3-4 anni, dunque non do mai per scontato il fatto che io possa montare un palcoscenico e essere lì e che la gente mi pugui ascoltare. Ecco, ciò non è mai scontato, e sono sempre assai aggradito di ciò. E prima dello sconcerto sa che cosa? Ma becco una birra, una becco una Un birra, fas un po' di meditazione, sì, això sì. Un po' di meditazione, ma lo fa cada dia per me in generale. È importante per me entrare veramente in connessione a gli occhi, a me stesso, quanti che tengo di fare un'attuazione per cosa l'intenzione è quella di poter donare lo massimo dell'espressività artistica che tengo, no? Noi la si sempre, nessuno può fare sempre, perché è un traballo alla fine, nessuno può essere al traballo al 100% cada dia, no? Però i proviamo, se pagazza, sai bene, qualche volta per ciò, Tu hai dato un montone di dischi, come ti è cominciata questa strada, Namus? Ma il primo disco l'aveva fatto a Turì, a la mia band, il Estesis, e è passato qualche anno prima di tornare a fare qualche altro disco, perché mentre ero nata in Spagna, aveva fatto altre cose, pittura, musica in spagnolo, eccetera, eccetera. Quando sono tornata all'Alghe della Spagna, è tanto difficoltà. Perché l'idea mia era quella di fare musica in saldo e in algaresi. Allora non era di moda come è diventata ora. E també essere un cantautore. Ora tutti sono cantautori, no? All'epoca no. E dunque io ho impiegato praticamente 4 anni di quanto sono tornato prima di poter trovare una direzione artistica canora e cantautorale nuova. L'effetto ma il premio Parodi. Per cosa era lieta ho avuto la possibilità di conoscere Marcello Peghin, Salvatore Maltana, Tore Mannu, abbiamo fatto questo disco che è stato un disco assai fortunato e leggo di Naglino ma sono messo falmata, sentite che da spres di quel disco ne tre praticamente entra singoli, discos, altri 9 o 10, non mi raccolti bene.
E te va ciambao dopo che hai cominciato a fare il disco, la vita tua? No, la vida mia ha cambiato per altre cose. In questo periodo della mia vita sono successe cose abbastanza importanti e feas, e dunque la mia vita ha cambiato per altre motivazioni. La musica non mi ha cambiato, ma ha giurato. Sicuramente se non avessi tanguto la musica, si può dire che sia stata la merda. Noi musicisti in nocche? Probabilmente ne manco io. Quindi in qualche modo usarte da Sarvao? Sì, sì, sì. L'arte, non la sentite di fare l'arte, no, è la spirit artistic, no? La spirit artistic va sempre a mesanaglia degli occhi veus, no? Dunque ti dona sempre la dimensione che mesanaglia della realtà che tu pensi davanti, no? E sì che cosa hanno messo. E dunque també a questa spirit dona la sensazione che mesaglia del feu che tensa a cara in quel momento e si sempre qualche cosa che ti spera di bello e dunque ti dona la forza per dire resistim, arrivare a qualche altra cosa, ecco. Va qualche cosa che tu hai resa a fare, che vi stribbaiarne come? Sì, no, ora io sto lavorando altro tengo praticamente due libri che ancora non è pubblicati che volessi pubblicare. Tengo un disco algaresco. Un libro dei romanzos. Romanzos e poesia. In verità sono tre, uno di poesia e due romanzos. Leggo tengo un altro disco algaresco da pubblicare e penso due o tre in italiano che non è mai pubblicato. Che sono canzoni che tengo scritte che ancora non abbiamo. Ancora tanto una track un single e lo posa a Spotify eccetera eccetera e per farlo ascoltarlo, però tengo assai cose che ancora non è pubblicate. Principalmente però sto lavorando a un nuovo disco algaresco e in campagna naturalmente tengo da zici di non feccare l'idea che io sono un agricoltore per cosa è una dimensione che è una grana, ecco. E come te unisi la campagna che sarte? Qual è il suo ilo? Chi colata? Lo fil che collega tutte è sempre quello di essere un co-creatore, no? Tu tens la natura in faccia che è già una forma di creazione, no? E aquella dell'arte è di poter trasformare agli occhi che è stato già creato a un altro tempo, no? E al stesso tempo la terra è sempre aquella, la forma di terra di qualche cosa che già è produttora e creatora per come è fatta ella e tu ti aggiungi a questo fenomeno di creazione e fai l'utò, una forma assai partita, no? Che è quella di fare un orto, una vigna, un urivà, eccetera, eccetera. Di capita che quando sei in campagna di venire ispirazione, è rimasto tutto di poter scrivere? No, perché quando sei travagliante, la fatica è da assai, non riesci a pensare. Non riesci a pensare assai. Magari quando leggo tona, sta a fare una doccia e ti bevi una cosa, ti rilasseggi un po', magari sì, pensa e dico, mira quella pianta. E allora magari è snit come l'ultimo singolo che tratta in italiano che è snit e miras a foras e dico che bello che è e allora comincio a scrivere e esce una canzone. Qual è l'argomento che ti aggrada più a cantare? Si viene a tu? Mira, si mira tutta la mia produzione in generale è il rapporto spirituale che puoi prendere all'uomo ama la natura, no? Dunque, noi è una visione naturalistica di descrizione, no? È una forma di vedere la realtà come una magia, no? Dunque, io che invece qual è la relazione che entra a me e agli occhi vecchi, no? E la relazione è la magia. E allora è la magia che le gutte e questa magia fa sì che agli occhi vecchi cominci a parlare di cose del zomans, cose dell'interior, dell'esterior, della durò, della pau, della bagliesa.
fundamentalmente da show, cioè puguessin também mirar questa mesa e qual è la relazione che io tengo a questa mesa e da questa mesa sa puguessi trarre qualsiasi cosa, no? O da questa apusento ti si imparantara. Sì, de cosa naschi cosa. Sì, da cosa nasce cosa, esatto. Ascolta, tu hai vinto diversos premios o de diversas cosas, non le quieres questionare? Allora, sì. Dove cominciamo? Che hai vinto diverso. Sì, ne vincite mes de U sicuramente, sia in ambito musicale sia in ambito letterario, no? Sicuramente aquellos als quali sono legati sono lo Parodi, miglior testo e miglior musica, e il premio Mario Cervo come miglior disco uscito in Sardegna. No, era un disco assai bello, on ti è lavorato con Marcello, Pechin, Salvatore Maltana, Gianrico Manca. È stato un disco che lei ha tenuto che premi a Elena Ledda, sono stati premiati, i dischi premiati erano io, Elena Ledda, Gavino Murgia, Mauro Mibelli, un altro ora non mi ha raccolto, no? Però era un bel parterre per essere premiato, no? E lego sì, ne tangut altri. Ora per esempio a scena, no? Che a questa entità culturale che si occupa di musica sarda, ma ha triato il mio disco, una delle mie canzoni, tra le migliori del 2025 pubblicate in Sardegna. Lo premi sono belli, non so la cosa mi dà pultanta. Lo premi salvesce per una forza a dire ok, a sti chi fenti bene. Seguiamo la questa direzione, leggo si vius solamente per il premio. Io penso che sia in Sardegna parecchia gente che non ha mai vinto un premio e ha scritto musica bellissima. Io penso che in Sardegna si può parlare non di me in questo momento, no? Che è bello parlare a me degli altri. Io penso che in Sardegna veramente abbiamo una qualità di produzione musicale che non si riscontra al resto, per esempio, della penisola italiana o anche in Spagna, che sono gli ambienti che io conosco. Io non so perché, però ciò mal dicono tantos, no? Tanta gente che vede il continente, però dico, caspita, però sì che in Sardegna fa cose bellissime. O per esempio, almeno a Laghe, dico, sai che a Laghe che è spatita, no? Perché è un paese di 30.000-35.000 abitanti e spread non che fanno cose importanti a livello también internazionale. Avevano mantuvato Marcello Pechin, ma niente también Salvatore Maltana, Franca Masu, Claudia Crabuzza e tanti altri veramente che fanno musica di qualità. Lo premio è importante, però mostramente rende conto che non è l'unico metodo di giudizi per un artista, no? Io penso che la gente tenga. Sì, dima. No, Naro, sul premio non è una cosa di arrivare per forza, però da Zuda da che sconoscere, ma da Zuda peri a distimare tu e Mattessi, quindi vorresti che cosa vazzo, hanno innanzi che questa si strada mea, un riconoscimento. Lasciò so assolutamente coglio, ha sentito che con Dieva Astuta giura a dire ok, qualche cosa io val a radio che fa, per cosa, ma in questo momento storico nosaltro stiamo una produzione musicale e artistica enorme, no? Iscin non so quanti dischi al dia, in Sardegna, Italia, Spagna, Europa, eccetera, eccetera. E dunque è assai difficile non solamente far riconoscere da mondo che ambiente, però anche riconoscere cose di qualità, no? La gente non sa mai distinguere cose di qualità e cose non di qualità. Lo fa ma la musica, lo fa ma la roba da mangiare, no? Entra al supermercato e mira, sì, a che c'è buona? No. Naschi non bisogna per più su? No, non so se è esatto. Io penso però che la gente non sa mai distinguere la qualità in generale, per cosa tenim massa cose, no? E a queste cose non si confondi, no? Esatto che diceva Axley un po' l'informazione. Tenim massa informazione e non sappiamo mai distinguere un'informazione vera dall'informazione falsa. A Matteo Santito non sappiamo mai distinguere un'opera genuina e un'opera genuina o di una poma di terra o di un fanol genuino o non genuino o di un ori, eccetera, eccetera. Tu e come te sei per esempio?
Lucor. Sucoro. Lucor. Això è important. La gent a ser volte non sa, no? Pensa che te de triam això. In verità nosaltres sabem ara per la neuroscienza che l'ucor comuniqueja amb el cap 60 voltes de més d'allò que comuniqueja el cap amb el cor. No? I també els mestres de meditació diuen que en veritat la ment està aquí i aquí no. I doncs la forma de triar més important és aquella de fer silenci aquí i triar verament amb la mente in silenzio e amb il cor aperto. A tempo de hoy è difficile a silenziare su che vedo, l'esempio più difficile mi pare, mi apparrere. Esatto, è Su difficile. coro l'ascoltiamo troppo poco. Esatto, è difficile per cosa abbiamo una società che è assolutamente direzionata alla razionalità frera, no? A una razionalità frera. Però mentre sta poco dire che io che lavoro assieme alla meditazione, frequenteggio gente che lavora ma che tipo di cose, parecchia gente stunanta la meditazione a formas més autèntiques de poter mirar la vita, no? E això dona speranza. Invece també che effettivamente questa gente tria formas musicals, culturals e artísticas de livello. E tu hai qualche artista che ti aggrada a me, da chi ti ispira o chi che era sa... Sono tanti. Ma uno manno, Mira, che nessuno si offenda a te? no, Ci sono vivo. no, una persona che io sempre che per me è veramente un modello di come lavora artisticamente e umanamente è Marcello Peghini. Perché Marcello è una persona di una generosità, di una genuinità, di una bontà unica. Además è un musicista di livello internazionale come Poz, lavora benissimo a la classica, ama l'elettrica, ama il rock, jazz, world music, qualsiasi cosa, e lo fa, ama una genuinità e una mancanza d'ego che io non ho mai visto al mondo artistico. In un caso io penso che se qualcuno volesse lavorare con la musica, un modello d'esempio, si una persona come lui. Sì, per me io voglio arrivare a ciò. Io voglio arrivare a voler produrre musica e arte e che lo faccia solamente per cosa lo vuol fare, senza che mi fotte a resto realmente, che la gente lo veggia o non lo veggia, ecco. Questa è la direzione che volessi abbordare io, ecco. E pa qualche cussizzo che tu hai di ardare a Sorzova Nordeoie che ne a che arte de cada zenia? Ma lo scusen poran essere tanze. Allora, lo primo sicuramente è quel de la prima cosa che fa è posare la mirada un po' a Rins, no? E a Rins vuol dire non solamente banalmente di mirare le proprie emozioni, lo spassamento e queste cose, no? Di mirare la propria ombra, no? Io penso che la cosa più importante sia per vivere in generale, no? È come se noi stessimo una bottura sci obri per mirare la nostra ombra e da vagliare lì, e da vagliare per conoscere veramente. Il l'ego è quella di essere contracorrente. In questo mondo, se tu vai a malacorrente, non vuol fare una critica della contemporaneità, però diciamo che la direzione che nosaltres sentiamo è quella di anem, non sappiamo on anem, però tenim d'anar, no? Una direzione che non è smessa una direzione, tenim di essere migliori, il progresso, l'intelligenza artificiale, tante cose eccetera eccetera, e aquello è il futuro tenim d'anar lì, no? Io penso che no, in questo momento io penso che l'unica rivoluzione sia un po' di conservazione, no? Di tornare un po' a essere mess coscienza di ciò che è veramente essere umani, di un tivanim, palentamente in generazione che praticamente disconoscono il passato. Cioè, a questo giovane di voi, vorranno andare avanti, però non sanno di dove vengono.
E questa è una cosa, il problema més grave è che abbiamo una società culturale, politica, economica che dice che è giusto così, che il passato è merda e che il futuro, agli occhi sighi che fa che no, això non può essere una cosa sana. E dunque penso che tenga di scominciare a usare veramente in crisi non la società per esempio che è quella che viene conosciuta per esempio a tu e io dei nostri spari eccetera, ma a usare veramente in crisi la società alla quale stanno vivendo ora, no? Ma che su trends no, che io penso che con Dieva Pasolini sono lo paril del futuro, no? Pasolini si ora prima di morire Dio se ne può imparare, no? E parlava di cose di questo tipo, il futuro che ci sta presentando la contemporaneità è un futuro che ci può imparare. Lo diceva Pasolini che sicuramente non era un complottista, ecco. Non penso. Anzi, gli è molto. Ascolta, ma se tu dici a questionare di Davide Casu e ti di narrare di isse e dell'arte sua? È una questione assai difficile perché la contadina prima l'obiettivo è che non trena questa visione egoica mia, no? Ma che umiltà, cioè, come te? Non so, io penso che también se per esempio vosaltros avete triato di mi avvisare perché c'è un'intervista deve essere che qualche cosa di buono fassi o qualche cosa di buono dic. Dunque, io penso di essere una persona che fa un lavoro artistico genuino, senza compromessi, anzi, lo si pagato assai, e quanti è tanto dire alla mia, ma sono trovate anche al carré, no? Alla strada. E leggo di essere una persona che ampra l'arte per essere una persona migliore. Ecco, leggo tutto il resto, pensi che un artista lo tenga di dire agli altri, no? E come dire, no, che io ho un maestro di parete, che io faccio le pareti più belle dell'alghe, le pareti mie sono... E lo dico, però lo tengo di dire agli altri se ha lavorato bene, no? Non può che dire io, no? Certo, però andrà bene per i tuttora a non si spicciare e a obiettivi di murdenesi. No, io sono contento degli occhi che fas e degli occhi della produzione artistica, sono contento. Sono contento perché prima di tutto mi dà emozioni nuove a me, no? Invece che agli altri si dona assai la cosa più bella penso che sono cose che sono genuine, non sono pensate per essere di moda o per essere usate a radio o a televisione eccetera. Io lo faccio per cosa agli occhi che vuol fare. Non si dicono agli ara come si fa la musica in studio, tenendo di usare show per cosa anche lo pic radiofonico te arriva. No, o per cosa che va bene al social, no, a Instagram, ma che funziona bene, che no. Penso che va a pezzi due sparagolas, però narrare in sintesi su Chiarnau. Chi tu è trebbias su coro, come te poi penso che abbiamo usato questa ciacciarada a Parisi, sia da parte mia che da parte tua. Sì. Bene, sono veramente contenta di essere sconnotto, di essere sconnotto a tutte le arti che hackes, di auguro di sicire che si rzovano, dunque a me das cose di hackere, me das traguardo di raggiungere. Concludiamo questa puntata in compagnia di Davide Casu, grazie per tutto chi ci ha ascoltato e come inimus in bellezza che una giornata, una cantata di Davide. Ok, grazie a vosaltros. Nos vediamo su questa puntata de Voces de Hominis, sempre in radio televisione sarda e su canale 79. Saluti a tutti.
Hi ha una sivina che coneix fins del 300. I senti fulles che s'abbaraglen per Maracuda, che sora sceta alla casetta un tima so criat. La terra è stolza, mentre clasco già e també un pensament. Pecoso io la ment, che fetito ti res. Hi ha una paraula che snara quanti io non sep. Pala la rama e brama de ma conta. De quanto immaginate l'eternità i so anvalit terra carenta degli d'aspelta ta fas la curazione la mara so io che feti resito.